Stefano Cera, presidente della delegazione del Lazio dell'Associazione Italiana Formatori. Presentare il 30° convegno nazionale AIF è, oltre che un piacere, come posso dire, anche un momento di grande attenzione a quella che è la vita associativa. Infatti sarà che il 30°, sarà che rappresenta per noi un momento molto importante, però questo rappresenta, a nostro modo di vedere, questo convegno, il completamento di un'attività che è già iniziata da qualche anno. Come dico sempre, se nel 2016 a Bologna abbiamo aperto degli scenari con Forvision 2026 e l'anno scorso a Genova abbiamo intrapreso un viaggio che era la scoperta dell'America, quest'anno andiamo a vedere anche come affrontare questo viaggio in termini di competenze, in termini di strumenti, in termini di metodi. Saranno 3 giorni suddivisi su 2 giornate, domani una giornata piena. Iniziamo da oggi con il prologo qui all'Istituto Sturzo, poi ci sarà ovviamente anche il momento della conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Domani e dopodomani saremo invece all'Università Europea. Il format scelto per domani è un format particolare, l'abbiamo chiamato Slow Talk perché sicuramente sarà un momento di grande confronto con un approccio multidisciplinare, ma cercheremo anche di prenderci il tempo per fare delle riflessioni e per fare poi tutta una serie di approfondimenti a partire da domani, ma che vorremmo poi che proseguissero anche nel corso dei mesi successivi. Infatti faccio mia una citazione, una frase del presidente nazionale Maurizio Milan, che nei giorni scorsi ha detto: deve essere questo convegno il punto di partenza per tutto un aspetto che è anche una strategia rispetto all'associazione per il 2019 oltre. Il sabato è una giornata invece molto particolare perché prendendo spunto anche da altre esperienze che abbiamo fatto negli altri convegni, c'è sicuramente il momento di workshop di co-design formativo. Che significa? Significa che noi tutte le cose su cui andremo a parlare e soprattutto a lavorare, ma in termini di contenuti, domani poi li faremo atterrare rispetto a determinate istituzioni, le imprese, le scuole, quindi proprio determinate organizzazioni che sono importanti, in cui la formazione può giocare davvero un ruolo fondamentale. Quindi ci piace pensare che, ripeto, questo 30° convegno nazionale AIF sia davvero il calcio d'inizio di qualcosa che poi prosegue anche negli anni a venire.